Buongiorno, buon inizio del weekly. Oggi è lunedì, sono le 8:15. Devo andare in posta a pagare la mia rata e poi devo andare, no, non devo, vado su dai miei che porto un giochino per le gatte, quelle in casa. Pepe, lasciala vivere, può stare. Lei si mette sempre là, cioè sono qua. E Pepe gliele dà perché il pane non può stare lì al sole. Tu, non mi guardare dolce. Eh. Adesso metto a caricare un video e noi ci vediamo dopo perché voglio registrarne anche uno, e quindi bello, un bel video, però lo vedrete più in là. Sì, Pepe è il protagonista sempre dei video. No, Panna doveva essere la protagonista. Guardate dove si è messa. Su questo pezzettino su questo tappetino di Wish, morbido morbido, si è messa Panna al sole. Sì, Pepe è nuova quella. Niente, stavo guardando i miei video. Ecco, caduta la lampada. È normale che cada, Panna. Cioè, non può rimanere su la lampada se tu ti ci butti sopra. Ne combinano sempre una. Adesso fanno finta di niente, loro non hanno fatto niente. Guarda, panna. Quasi quasi ha detto torno su. Sì, quella è caduta, Panna. Quella lì è caduta perché tu ti sei buttata sopra. Vabbè, allora, è l'1:47, quindi è tardino. Mi è arrivato un pacchetto da Amazon. Che carina che è questa bilancia, non sapevo avesse anche la confezione così, il contenitore proprio. Cioè, ci sono già le batterie all'interno, qua dentro, adesso le guardo. Vediamo che cosa c'è. Ah, due batterie così, oh che belle. Io preferisco addirittura le batterie così piuttosto che quelle a bottone, perché quelle a bottone in giro te le vendono ma costano tantissimo. Quindi conviene ancora più avere queste, sono le mini stilo, non mi ricordo più. Comunque, per spegnere si fa così. Bella! Ok, questo è stato un bellissimo acquisto. Sono le 4:37, guardate dove arriva il sole, stiamo andando verso l'autunno e si vede anche da questo, da dove arriva il sole sul letto. Cioè che bello, io sto qua seduta e ho il sole, oppure là sulla sedia. Sulla finestra, sono riflessa nella finestra. Comunque questo è il panorama da qui, dalla finestra di camera, dal mio posto. Ciao Pepe, è arrivato anche lui nel frattempo e adesso vado su dai miei perché mia mamma ha preparato degli gnocchi anche per me e Franz. Guardate che giornata, oggi sarebbe stata una giornata perfetta per una gita, ma veramente perfetta. Bello, vero Pepe? Per una gita. Ho l'allergia che non mi abbandona, sono distrutta, ho gli occhi che non ne possono più e il naso mi ha colato fino a prima. Ma infatti stamattina ho registrato un video e si sentiva che ero chiusa, avevo proprio la voce nasale come quando si ha l'influenza, il raffreddore, ma in realtà non era raffreddore, è proprio allergia. Mamma, che come sono ridotta. E quindi mi metto i pantaloncini corti. Ehi là, buonasera! Sono le 7 passate. Sono le 7 passate. Sono a casa da una mezz'oretta circa, 25 minuti, insomma, dai, non ha importanza, più o meno mezz'ora. E ho la cena già pronta. Visto che pomeriggio ho fatto tutto quel che dovevo fare, ho visto che ero in orario, sono andata dal medico per l'allergia e guardate com'è ridotto quest'occhio qua. E niente, sì, è allergia e mi ha dato una medicina da prendere, un antistaminico per 20 giorni, vedere se passa. Io non ne posso veramente più oggi perché ho proprio prurito, mi verrebbe da grattarmi l'occhio, ma non posso. E sì, per fortuna è congiuntivite allergica, non congiuntivite quella normale e contagiosa, ecco.
Niente, io vi saluto e vi aspetto con la giornata di domani, di martedì 23 agosto. A domani. Buongiorno, sono le 8:45. Io devo muovermi perché devo andare in farmacia a prendere le medicine, quindi... Oh, perché la fotocamera è così annebbiata? Ok, adesso ci dovremmo essere. Sono in condizioni abbastanza pietose. L'allergia mi sta veramente facendo fuori piano piano. Tipo prima ero uno zombie vagante, adesso sto un attimo meglio. Dunque, io sarei andata in gita anche oggi. C'è un cielo che è una meraviglia, è senza nuvole. Anche ieri è stato bellissimo. E a me scoccia parecchio stare a casa con questo tempo. Veramente io andrei, boh, in cima all'Everest. Non so, ma io andrei fuori a camminare. Ma da sola, sì e no, perché adesso non mi piace andare da sola. Quando c'è tanta gente non mi piace, quando invece ce n'è poca, fuori stagione mi piace andare anche da sola. Non so perché, ma è così. E Panna, vuoi fare come ieri? Sì, sta meditando di fare come ieri, di andare sul tappetino di Wish a dormire. Stai là a dormire per piacere. Sto caricando un altro video, uno ho finito stamattina di caricare. E adesso, devo fare la colazione. Che svampita, ho già mangiato una banana, adesso mi faccio il latte che ho messo a scaldare una volta, non era caldo, l'ho rimesso a scaldare. Adesso mi ero dimenticata che ce l'avevo in microonde e quindi mi sa che è da riscaldare, spero di no. No, è bollente, ok. E con i cornflakes, ecco, quindi faccio quello di colazione. Non vedo l'ora di iniziare a prendere le medicine perché... non sopporto l'allergia, quest'anno è una cosa impressionante. Cioè veramente sono chiusa e poi ho gli occhi che mi danno tanto fastidio perché bruciano tremendamente, ho tutta la pelle rovinata qua, mamma mia. Pronta, sto andando a San Vito, sono circa le 10:30 circa. Dunque, sto andando a San Vito in farmacia, vado a San Vito perché mi piace di più, semplicemente. Ho bisogno di qualcosa che mi idrati la zona e mi tolga il prurito, anche qualcosa di naturale, non lo so. Ho un prurito che mi staccherei l'occhio intero, non ne posso più. Veramente sono in condizioni che... E poi sono proprio tappata. Ho anche le orecchie tappate. Sono stata fortunata, ho trovato parcheggio subito, ce n'era anche un altro libero, qua si è appena liberato, ma ce n'è anche un altro là di là libero, quindi sono stata molto fortunata in questo caso. Ho quest'occhio qua che brucia tremendamente e spero che queste pasticche funzionino perché 20 giorni di cura io avrei bisogno subito di stare bene e invece 20 giorni di cura la vedo dura, nel senso che speriamo funzionino, non voglio dire altro. Confido appunto in queste medicine, guarda, perché non mi ha dato niente per gli occhi proprio, perché mi prudono e ho bisogno di una pomata da mettere intorno all'occhio perché sono veramente arrossatissima. Quindi adesso andiamo in farmacia, guardate il casino di gente. Questa è la coda, ecco. Praticamente c'è traffico in entrata, uno parcheggia dietro, se io dovessi uscire sarei bloccata qui. Qua ormai è così, in stagione la gente se ne frega di tutto e di tutti. Vabbè, io scendo, va. Ecco. Oh, sono entrata in casa. Che bello. Beh, oggi... è freddina l'aria, è fresca, però il sole è bello. Comunque sembra proprio autunno, anche la luce del sole che fa la sera, ma anche durante il giorno, la luce è proprio autunnale. Adesso mi metto subito quella roba sugli occhi, per vedere se funziona. Mi ha dato questa qui, della Aven si dice, vero? Con questo tubettino qua, quanto è costato questo tubetto? Beh, ce l'ho sullo scontrino, il prezzo. Va bene. Ah, che bello. Vediamo se funziona.
C'è scritto che idrata e sistema i rossori, eccetera, eccetera. Oddio, che sollievo. Ah, che sollievo. Oh, che bello. Dovrebbe togliere anche il prurito. Che bello. Cioè, se l'è ciucciata subito la mia pelle, questa roba. Buongiorno. Il sole sta sorgendo lì e è una bella giornata anche oggi. Una bella giornata qui, ma una brutta giornata in centro Italia. Ho letto prima del terremoto che a quell'ora tutti sono a casa a dormire. Cioè, veramente i terremoti penso capitano sempre in orari quando la gente è a casa. Non ho ancora acceso la TV perché là sicuramente ci sono più informazioni, sono più aggiornate. E io l'ho letto da Facebook. Se non avessi Facebook non l'avrei neanche saputo perché la TV non l'accendo io e quindi non l'avrei neanche saputo. È ancora peggio di una frana, secondo me. Il terremoto è... non lo so, non ti lascia scampo neanche in casa tua. Una frana ancora, ma un terremoto no. Quindi non lo so. Non dico altro e adesso vado ad aggiornarmi con la televisione. Guardate che bel disegno che fa il sole tra le tende, tra la tendina. Bello. Allora, adesso anche questo sarebbe un bel posto per registrare, guardate. Con una luce di qua però. Non ce l'ho le luci quindi. Tanto per dire. Allora, cos'altro volevo dirvi? Che devo far colazione. Ieri pomeriggio ho avuto un mal di testa tremendissimo. Per cercare di svagarmi da questo mal di testa ho creato, ma questa volta mi sono fatta una tovaglia. Avevo una stoffa grande che era una tovaglia enorme e quindi l'ho tagliata e ho fatto una tovaglia per la tavola di là. Mi sono fatto anche il centrino per la panca d'angolo, sull'angolino dove ho la lampada, e ho fatto un altro centrino per la vetrina, ecco. E devo solo cucire quei due. La tovaglia l'ho già cucita, mi mancano solo gli altri due da cucire e quindi sono contenta con la macchina da cucire nuova, cioè, che bello. Comunque ho male al braccio, devo lasciarvi. Non so quanto registrerò anche oggi perché veramente sono un po' così. E la fantasia della stoffa è questa. Ecco, questo è il centrino che va, li ho già imbastiti anche. Questo è il centrino che va qui e questo invece è quello per l'angolo. Li ho imbastiti ieri sera, devo solo cucire a macchina e basta. Gli occhi stanno meglio, decisamente, grazie a quella crema che mi ha dato in farmacia. Sono ancora rossi e arrossati, ma veramente è una bomba questa. Io non l'avrei mai detto, invece è molto buona. E non ho più prurito, cioè è una cosa stranissima perché avevo un prurito tremendo e mettendo quella lì non ho più prurito. Adesso la metto, mi lavo la faccia e la metto e sembra anche meno gonfi. Sì, sono anche meno gonfi. È una bomba quella cremina là. Se avete problemi sulle palpebre o contorno occhi, quella è una bomba. Va bene, poi dipende dai problemi, ma appunto questo è un trattamento lenitivo contorno occhi e devo dire che funziona veramente su di me. Su di voi non si sa. Quindi ho male alla spalla, devo lasciarvi. Ci sentiamo più tardi. Ciao, ciao. Eccomi qua, sto veramente bene con gli occhi. Anche la pelle sta migliorando tantissimo. Ieri era distrutta e invece oggi, guardate, si vede molto meno il rossore. È una bomba quella cremina. L'ho appena messa, mi sono lavata la faccia. Allora, è tardino perché sono già le 11. Sì, sono già le 11, io non ho combinato niente perché sono stata da stamattina fino ad adesso davanti alla televisione a guardare le notizie sul terremoto, cioè a seguire insomma Sky TG24, e quindi non ho combinato assolutamente niente. Con questa bellissima giornata non ho neanche voglia di uscire.
Infatti penso mi metterò a sistemare questo mobile maledetto, perché se vi faccio vedere il caos che c'è dentro, fuori è tutto ordinato, ma all'interno veramente è un disordine. Che bello caldo che è il pavimento qua. Ah, mi scaldi i piedi. Qua ci sono i pavimenti ghiacciati, quindi che bello. C'è proprio un quadrato di sole qui. Vabbè, ecco appunto, volevo mettermi a sistemare quel mobile, visto che ormai è tardi, non combinerei comunque in ogni caso niente. E cos'altro volevo dirvi? Non mi ricordo. Ah no, ecco, ho cucito i 2 centrini che avevo fatto. Li ho cuciti, li ho messi via. Quindi quelli, quando farò le pulizie di autunno, di solito tra l'estate e l'autunno faccio pulizie e cambio i cuscini della panca, delle sedie, i centrini, eccetera. Faccio proprio, lavo tutto. E quindi quando farò questi lavoretti qua avrò da mettere su la roba nuova. Eccomi qua, sono le 3:30. Io mi ero completamente addormentata al sole, tant'è che pensavo di essere girata al contrario. Mi sono proprio addormentata perché sono stata male ieri e insomma, ho perso un po' di sonno. No, stanotte ho dormito bene, però l'altra notte ho dormito male, quindi diciamo che mi sto riprendendo e sì, sto meglio rispetto a ieri, questo sicuramente. Sarà l'antistaminico che fa effetto, inizia a fare effetto. E cosa volevo dire? Prima, adesso sono rossissima, si vede. Prima praticamente sono entrata in camera dopo pranzo, forse erano le 2 qualcosa, 2 qualcosa, pochi minuti insomma. Sono entrata qui e c'erano la bellezza di 7 zanzare sul soffitto, ma 7 zanzare grandi, di media grandezza, non grandi, non piccole, 7. Fatto sta che ho preso il mocio che era asciutto, per fortuna, e le ho buttate fuori mano a mano con il mocio. Ma veramente 7 zanzare, qui non entrano mai insetti e oggi 7 zanzare, sono rimasta sconvolta. E Panna è di qua invece, che si rilassa, ha fatto anche lei una bella dormita. Pepe anche si è appena svegliato perché si stava lavando sul divano. E basta, questo è quanto. Oggi mi rilasso proprio perché ho veramente stanchezza accumulata col fatto che sono stata male. Vabbè, va bene, vi abbandono, mi metto a editare il weekly e nient'altro. Sta settimana non farò praticamente niente in questo weekly. Buongiorno a tutti, sono già pronta, sono le 8:30, semplicemente perché vado a prendere il pane e poi voglio registrare qualche video e quindi mi sono già preparata. Gli occhi vanno da Dio, l'allergia c'è ancora, però sto molto meglio. E vi faccio vedere l'outfit di oggi. Semplicemente questa gonnellina qua che vi ho fatto vedere, ho usato al mare, questa qui che proviene da Ibiza, e una canotta, questa qui, che avevo preso al Lidl non so quando, tipo 3 anni fa, non lo so, che uso di solito come copricostume, ma siccome stava bene con la gonna, perché c'è lo stesso fucsia, allora l'ho messa. Poi vabbè, ho messo il bracciale, l'ho messo come bracciale, non come al solito, come collana. E poi i miei orecchini, questi qui. E poi ho messo il rossetto, questo qua è della Sien e è il solito che metto, che si intona perfettamente con i capelli ed è il numero 11, questo qua. Alla fine ieri non ho mica sistemato il mobile qui, perché non so che cosa ho fatto e non ho combinato. Ah sì, io ho preso il sole pomeriggio, beh, ve l'ho detto. Però sì, prima di pranzo non ho sistemato quel mobile, quindi c'ho ancora quel lavoro da fare, ma c'è tempo. Devo prendere le scarpe, non so che scarpe, ho tolto lo smalto dai piedi finalmente, quello bianco, perché tipo avevo le unghie lunghissime sotto, ma quando hai lo smalto non te ne accorgi di quanto lunghe sono, cioè c'è il rischio che mi faccio male. Sono qui! Ho un rossetto scuro, è quello che avete già visto, che ho preso da Wish, della Lime Crime, questo qui, e l'avete già visto. E mi piace tanto, l'ho messo solo per far vedere com'era il colore, infatti ho anche la prova qui sulla mano. Sono con questo vestitino perché sì, c'è caldo e non c'è caldo qui, però l'ho messo lo stesso
per essere un po' diversa nel video. Ho registrato Video Wish che andrà a settembre. È un Video Wish, sì, va a settembre, però il 21, ecco. E ho registrato anche il video della Degusta Box. Basta, io ho tutto aperto come sempre. Volevo quasi mettermi a prendere il sole qui in terrazza. Boh, è che mi scoccia perché è sulla strada, quindi non sta molto bene, ecco. Non è giù sul prato, è proprio sulla strada, quindi non sta bene. Ma non ho una sdraio per mettermi giù di sotto. Di conseguenza mi posso mettere o qua o devo aspettare il pomeriggio e mettermi lì. Sapete una cosa? Mi sa che domani non registrerò il weekly. Domani che è venerdì. È sempre il venerdì ultimamente perché dovrò pulire casa. E oggi non ho voglia di pulire casa, quindi penso lo farò domani. Di conseguenza non registrerò il weekly. Devo mettere via il treppiede qua, il cavalletto, e lo metto in armadio perché sennò dà fastidio fuori. E adesso ho ben 6 video da editare. Il weekly comunque lo vedrete sabato, perché sì, ve lo programmo comunque per sabato, ma lo carico prima, anche perché non so se hanno previsto piogge temporali. Onde evitare di non riuscire a caricare un video, ve lo carico adesso subito, che almeno un po' ho parlato, un po' qualcosa avete visto, quindi va bene così. Domani avrò da fare e quindi non mi va di registrare, perché dopo mi perdo. Se io mi metto a registrare mi perdo e non riesco a combinare più nient'altro, per cui do precedenza a quello che devo fare qua in casa e ci vediamo più tardi. Ebbene sì, sto prendendo il sole, mi sono appollaiata qui in bagno e niente, io adesso me ne sto qua bella tranquilla. Magari mi addormento anche oggi. No, in realtà sto editando i video di oggi e il weekly, quindi aggiungerò anche questo pezzo appena finisco di registrare e poi lo metterò nel computer. Sto caricando già un video, quindi aspetterò che quello abbia finito e poi metterò anche questo. E niente, non ho programmi per oggi, per domani sì, lo sapete. E quindi oggi vi rilasso. Domenica forse andremo in gita. Poi adesso a settembre voglio andare almeno una domenica al mare, perché mi manca il mare e quindi ci voglio andare di nuovo. E io vorrei fare anche un weekend, un sabato domenica, tipo sabato pomeriggio domenica, però comunque ho l'impegno dei gatti qui e quindi insomma bisogna sempre vedere se qualcuno viene a badare ai gatti, ecco. A parte che sono bravi, si arrangiano molto, però insomma qualcuno deve controllare ogni tanto. E niente, quindi se in caso andrò al mare comunque vedrete, se registrerò vedrete il vlog insomma più in là. Vi saluto, grazie e alla prossima. Ciao ciao!